Sono tutte attività al vaglio degli organismi investigativi, in primis della squadra mobile. Posso solo dire comunque che l'attività sta seguendo un filone importante. Gli investigatori della Polizia di Stato stanno dunque seguendo una pista precisa per individuare gli autori dell'assalto ieri alla banca di Via Fermi del Crédit Agricole. Le indicazioni fornite dai rilievi della Polizia Scientifica avrebbero fornito elementi significativi. L'allarme scattato nel cuore della notte ha improvvisamente mobilitato anche le forze speciali. L'allarme per questo tentativo di furto, perché poi di tentativo di furto si è trattato, è scattato nella nottata di ieri verso le 3:10 e quindi ha messo in moto un dispositivo estremamente articolato, perché il timore era quello che gli autori del reato potessero essere all'interno. Queste erano le prime testimonianze che abbiamo raccolto. Infatti a inquietare la polizia un foro praticato su una parete del seminterrato adibito a parcheggio. Da lì i malviventi hanno tentato di raggiungere, senza riuscirci, le casse degli ATM e i distributori automatici di banconote. A parte il danneggiamento, nessun ammanco sarebbe stato però registrato in banca. Sul posto, oltre al personale di alcuni reparti di polizia, anche i carabinieri del nucleo radiomobile e della SETAF, con equipaggi dei pompieri del 118 e della polizia locale, che ha isolato la zona durante la bonifica dello stabile durata circa 2 ore. È stato necessario adottare una serie di precauzioni, oltre che chiedere l'intervento di unità speciali che che hanno affiancato il personale della Questura di Vicenza, che è stato mobilitato per l'occasione. Abbiamo isolato anche tutta l'area dell'intervento, tutto il quartiere, questo per un discorso di sicurezza dei cittadini e dei residenti della zona, e anche per consentire al personale di polizia di poter operare nella massima sicurezza.